Questo esemplare ha 5 anni, è un sanfratellano originale, viene dall'allevamento di Biagio Curmati, Santa Catalina di Litello. Sono le prime battute che scende in piazza, è un puledrone intero in fase di doma, di addestramento. Speriamo che venga fuori quello che la Sicilia vuole, rappresentare sempre la nostra terra e la nostra razza, con grande piacere. Evviva la mostra del cavallo sanfratellano! Grazie! No, vabbè, ci sarà. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, incontriamo i presenti qui oggi, buongiorno. Ci parli di questo esemplare, di questa grande passione. Lei si chiama Kerer, ha 6 anni, ha partecipato alla mostra negli anni precedenti e ha vinto vari premi, 2 da fattrice e 1 da puledra. L'anno scorso si è aggiudicato il primo premio e niente, ce l'ho da quando ha 6 mesi e quindi l'ho cresciuta io. È una manifestazione molto importante che deve continuare ad essere valorizzata. Io cerco nel mio piccolo di portarlo ogni anno per farla vedere comunque a coloro che non sono mai stati a contatto con questi magnifici esemplari e comunque chi le vede sempre per la prima volta rimane stupito. E conosciamo altri presenti, buongiorno. Buongiorno. Un giorno importante per le nostre tradizioni che abbiamo, per il cavallo del nostro paese. È anche un piacere portarlo e presentarlo a una mostra del genere. Secondo batteria. E lasciate i vostri commenti per questo giorno speciale qui a San Fratello, mentre i video continuano. Stiamo qua, forza. Ci metti il palo? Metti il palo e poi usciamo. Rappresenta San Fratello soprattutto, quindi è giusto che si realizzi al massimo. Siamo tutti felici di questo appuntamento che ormai si rinnova tra tradizione e speriamo anche un'innovazione, vedendo tanti giovani oggi qui presenti. Cosa rappresenta questa razza per voi? Questa razza rappresenta il simbolo della nostra comunità, un simbolo di coesione e di legame che di generazione in generazione e di secoli in secoli ormai è connaturato in noi. Un giorno speciale, ricco di emozioni e tanta gioia. Rappresenta un momento di svago, di piacere, perché comunque l'amore per i cavalli è un amore praticamente che porta e coltivo fin da piccolo e quindi quando ci sono queste occasioni è sempre bene essere presenti anche per staccare dalla routine quotidiana e quindi a godersi queste giornate. Veramente straordinario. Era tanto tempo che sognavo questo giorno
Ci volevo venire l'anno scorso, non è stato possibile. Quest'anno invece ho ritagliato questa domenica tutta per me e sono veramente contento di essere qua in mezzo agli amici sanfratellani e a questo contesto che è unico e quindi me lo voglio godere. Buongiorno! E ci rivediamo con grande piacere. Piacere, com'è? Il sorriso è obbligatorio perché Come sono si momenti unici, benissimo. E anche gli amici di Bella Sicilia sono entusiasti di quello che stanno vedendo. Ma cosa stiamo vedendo? Quanta bellezza vi è oggi? Che sarà una bella festa. Ci parli dell'esemplare che c'è alla sua sinistra. Sì, la cavalla. La cavalla è un soggetto sanfratellano. Una cavalla sanfratellana. Figlia di Di origini. Non è, qua non ce n'è origini. contaminazione. Pura sanfratellana. Ma quali sono le caratteristiche di questi esemplari? Le peculiarità? Sono cavalli rustici che stanno allo stato brado, non stanno, che stanno sempre allo stato brado. E continua il viaggio, buongiorno. Buongiorno. Ci parli di questo esemplare? Lei è Uditta, una puledra di 30 mesi. Noi stiamo a Nicosia, ma siamo venuti a comprarla qua a San Fratello. La stiamo addestrando per fare i trekking. Se ne occupa soprattutto mia moglie che sta nell'altro recinto con un'altra fattrice. Buongiorno, siamo qui a San Fratello, a Contrada Passo dei Tre, per la mostra del cavallo sanfratellano. Come ogni anno io per la mia azienda porto qualche esemplare per la mostra e per la vendita dei cavalli. Speriamo che a quanto pare si sta riprendendo, mostriamo i nostri esemplari. È una fattrice di pura razza sanfratellana di 10 anni e hanno delle caratteristiche dell'altezza al garrese intorno a 1,70 m. E lei è un bel esemplare con i piombi dritti e un bel viso leggero. È stata premiata quando era puledra, ai 18 mesi e ai 42 mesi di età. È uno dei punti di forza della mia azienda come cavallo. E continua il viaggio, buongiorno! Ci parli della sua passione e di questo esemplare. È un esemplare genealogia, è stata iscritta quest'anno al libro genealogico e quindi siamo in rassegna per la prima volta. A proposito di questa rassegna di questo cavallo, ma quanto valore ha nel vostro cuore? Cosa rappresenta? Nel nostro cuore tanto. Il problema è poi quello che col sanfratellano si fa, cioè quasi niente, purtroppo. Quali sono gli auspici? Questo cavallo potrebbe avere tantissime attitudini sportive, turistiche, spettacoli magari no, per il dressage sicuramente sì, solo che è un cavallo molto poco stilizzato, per niente. L'auspicio è che si elevi sempre più. E infatti che le cose cambiano. Grazie di video, con questo auspicio continuo. Sindaco, parliamo di questo grandissimo evento. Assolutamente sì, abbiamo raggiunto la 65esima edizione della nostra bellissima mostra mercato del cavallo sanfratellano, sicuramente una delle mostre più antiche della Sicilia. Questa è una delle peculiarità dei Monti Enebrodi, il nostro cavallo che rappresenta sicuramente San Fratello, la fierezza anche di un popolo, la resilienza anche di un popolo. E come puoi vedere siamo all'interno del nostro parco, in questo luogo fantastico. Abbiamo voluto quest'anno integrare la mostra con uno spettacolo dove avremo Cimarosa insieme a Carmelo Cicero, i nostri maestri che a cavallo appunto dei nostri equini faranno anche un bellissimo spettacolo. L'affluenza è molto buona e siamo sicuramente entusiasti di far rivivere il nostro territorio e far conoscere quelle che sono le nostre bellezze. Cosa rappresenta il cavallo sanfratellano per voi? Allora, per noi diciamo, è sicuramente qualcosa di atavico in quanto appartiene alla storia di San Fratello, appunto, quindi, che deriva dalla dominazione normanna, quindi quando vennero i normanni in Sicilia, e da qui quello che è il cavallo sanfratellano, così come la nostra lingua, il gallo italico.
quindi una tradizione che ci trasportiamo nei secoli e che rappresenta la nostra cultura ed è alla base appunto di quello che rappresenta San Fratello. Come vede il futuro e quali sono gli auspici per questa razza? Anche su questo stiamo lavorando in sinergia con l'incremento ippico, con l'assessorato agricoltura. Abbiamo in mente appunto di valorizzare ulteriormente il nostro cavallo attraverso questo accordo che abbiamo sottoscritto già dall'anno scorso. Per il prossimo anno sicuramente avremo ulteriori novità e credo anche una manifestazione molto importante che interesserà altre istituzioni appunto attraverso il cavallo sanfratellano. Appuntamento allora alla 66esima edizione? Assolutamente sì, ci rivedremo il prossimo anno per la 66esima edizione. Qual è stato il bilancio di quest'estate qui a San Fratello? Credo molto positivo, quest'anno abbiamo avuto diversi eventi, diverse manifestazioni, ovviamente con spettacoli di natura sia musicale ma non solo, che ha visto un'affluenza molto importante sul nostro territorio. Anche fino a ieri sera abbiamo avuto un ennesimo spettacolo con i Teppisti dei Sogni che ha visto la presenza di diverse migliaia di turisti o di diciamo dall'Interland, di visitatori dall'Interland che hanno raggiunto il nostro territorio, quindi sicuramente molto positivo. Invitiamo tutti a San Fratello a godere tutto questo e tanto altro. Assolutamente sì, bellezza, tradizione, cultura e perché no, in questo luogo fantastico anche aria buona. Sui più importanti palcoscenici d'Italia. Signore e signori, ecco a voi Carmelo Cicero e Giuseppe Cimarosa, accompagnati dalla splendida Adriana Spallino. Ecco uno dei momenti dalle grandi emozioni.